Casiale cerca di violentare una donna a Castello di Godego, la donna reagisce e viene massacrata di botte, ricoverata in ospedale, il 28enne arrestato aveva tentato altre 5 violenze. Continua a far discutere il rilascio del giovane condannato per aver accoltellato Marta Novello, interviene l'avvocato difensore del ragazzo che respinge le accuse di fuga. Ladri in casa per la quinta volta, accade a San Biagio di Callalta, dove il proprietario esasperato commenta: dovrò mettere le sbarre alle finestre. Dopo industriali e artigiani, anche dal sistema camerale veneto e trevigiano l'appello alla politica per il futuro incerto delle imprese. Il presidente Pozza: chiediamo serietà. Nel frattempo il DL aiuti bis del governo sottrae 630 milioni di euro destinati alla misura dell'assegno unico. La motivazione: poche domande, l'attacco delle associazioni, l'iter andava semplificato, famiglie tradite. Potrebbe arrivare a fine novembre la decisione del Tribunale delle Acque sulla realizzazione delle casse di espansione sulle Grave di Ciano e il comune di Crocetta annuncia la creazione di un comitato scientifico contro l'opera. Multate per atti contrari alla pubblica decenza 7 giovani donne appartenenti al movimento Non Una di Meno che il 23 luglio nel corso del Gay Pride erano salite sulla gradinata del Duomo di Treviso a seno nudo. Continua l'ondata di caldo in Veneto, oggi il capoluogo più caldo Treviso con quasi 38 gradi, domani bollino rosso a Verona e Venezia, ma dalla serata temporali e abbassamento delle temperature. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca con un maniaco seriale che ha aggredito la vittima con una ferocia inaudita. Voleva abusare di lei, arrestato dai carabinieri un 28enne italiano residente nella Castellana, è accaduto a Castello di Godego. Massacrata di botte, colpita con calci e pugni, la vittima è una donna sulla quarantina che stava passeggiando lungo il sentiero degli Ezzelini. È pomeriggio, sono le 16, il sole ancora batte. Ad un tratto le si avvicina in bicicletta un ragazzo che inizia a importunarla proponendole un rapporto sessuale. Lei rifiuta e tenta di allontanarsi, ma l'aggressore la blocca. Inizia a picchiarla con una ferocia inaudita. Sono momenti terribili, lei riesce a rialzarsi e con le forze che le rimangono a fuggire. Un passante la vede e la soccorre, immediata la chiamata al 112, sul posto arrivano le pattuglie dei carabinieri, la scena è straziante, la vittima ferita gravemente viene portata in ospedale, è caccia all'uomo, il mattino seguente i militari dell'Arma iniziano un appostamento lungo il sentiero, lo attendono in borghese senza farsi notare, simulano allenamenti in bici, di corsa, alcuni militari fanno finta di fare ginnastica ed intanto controllano, osservano e lui, l'aggressore, non si fa attendere, insella sempre alla sua bicicletta, spunta tra gli alberi. Un attimo e viene catturato. Lui tenta di fuggire ma i carabinieri sono pronti e scattano le manette. Si tratta di un 28enne, nulla facente, residente nella Castellana. È accusato di tentata violenza sessuale, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Per lui si aprono le porte del carcere. Intanto le indagini portano alla luce altre aggressioni. Poco prima dell'ultima vittima aveva già aggredito e percosso un'altra donna con lo stesso intento. Alcuni giorni prima lo stesso maniaco aveva avvicinato altre potenziali vittime con inviti a sfondo sessuale che però erano riuscite a fuggire prima. Un fatto gravissimo, commenta il sindaco Diego Parisotto. Il personaggio è veramente molto pericoloso perché insomma i fatti o quello che ha combinato lo testimoniano. Credo sia un fatto un po' isolato, non è che adesso la gente debba aver paura a frequentare il sentiero o comunque a camminare anche per la strada. Il mio pensiero va alla vittima, termina il primo cittadino che abbiamo raggiunto in Francia dove si trova per un gemellaggio. Quando tornerò sarà mia premura ad andarla a trovare. Ed ora invece il caso del rilascio del giovane condannato per aver accoltellato a Mogliano Marta Novello. Interviene l'avvocato difensore del ragazzo che respinge le accuse di fuga. Il mio assistito non è scappato, non c'era una pena da eseguire, non gli è stato notificato nulla, poteva fare quello che riteneva opportuno. Sulla vicenda del rilascio per un errore burocratico del 15enne che nel marzo del 2021 accoltellò a Mogliano Veneto Marta Novello, interviene il difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat, a cui non sono piaciute, dice, certe sfumature, certi sottintesi nelle parole di chi in queste ore ha commentato il caso. Il giovanissimo aggressore di Marta è stato rimesso in libertà a Napoli per la mancata notifica della comunicazione
comunicazione di trasferimento dal carcere a una comunità. Scaduti i termini di custodia cautelare, ha potuto lasciare la struttura e a quanto pare anche il paese. Si troverebbe a Londra con la madre che lavora lì come cuoca. Un'indiscrezione questa che ha provocato nell'opinione pubblica uno sdegno ancora maggiore. Il difensore però non ci vede una fuga, anzi, credo, afferma, che la madre possa aver ritenuto inopportuno che il ragazzo rimanesse a Mogliano, a casa dei nonni, vicino a Marta, e che abbia pensato di portarlo con sé e di prendersene cura. Nella piccola località di Marocco i due giovani abitano in effetti a una distanza di poche centinaia di metri e sarebbe stato difficile non incrociarsi. Marta ha definito inammissibili e incomprensibili errori burocratici o di disattenzione di questo tipo. Ha parlato di scarsa tutela delle vittime, soprattutto di fronte a una doppia condanna in primo e secondo grado, come nel suo caso, e alla conclamata pericolosità dell'aggressore che quel pomeriggio, mentre la 26enne faceva jogging, aveva cercato di rapinarla, infliggendole poi 23 coltellate. L'avvocato Scussat si appella tuttavia al principio di garanzia che, lo si voglia o meno, conclude: il mio assistito va considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva, vale a dire finché non si esprimerà la Cassazione, a cui il legale ha presentato ricorso. E continuiamo con la cronaca. Ladri in casa per la quinta volta. Il proprietario esasperato metterò le inferriate alle finestre e potenzierò la videosorveglianza. È caduto a San Biagio di Callalta. Ho visto le tracce, sono entrati dalla strada, dalla pista ciclabile. Io ho una siepe, quindi saltano la siepe attraverso la cassetta del metano. Entrano in giardino, hanno coperto le luci, hanno distorto le luci che c'erano per giri indisturbati. Questa mattina l'amara sorpresa, la finestra divelta, la tapparella forzata con un pezzo di ferro. Il proprietario Vittorio entra in casa. Una scena che ha già visto, perché questa è la quinta volta che i ladri fanno irruzione nella sua abitazione. Ancora non so cosa gli hanno portato via. Non ho una chiara idea, però ti mettono completamente a suo quadro, mi hanno svuotato completamente l'armadio della camera, ti creano dei disastri ovunque. E come ogni volta Vittorio ha pensato a come rafforzare i sistemi di sicurezza. Innanzitutto potenzierà la videosorveglianza, che ora aveva installato solo all'ingresso, ma non solo. Al primo piano, al momento, l'unica cosa è mettere delle inferriate alle finestre che blocchino l'accesso fisicamente. Dobbiamo barricarci come in prigione, ci dice. Perché la notte eventualmente si dorme, quindi non si è vigili. In passato ci sono stati anche casi qui dei vicini che insomma che arrivano a battere, mi diceva, sul balcone proprio di notte mentre stai dormendo ed è sì, la situazione è critica, ecco. C'è paura. Sì. È sempre difficile prendere posizione su casi personali singoli, perché è quasi impossibile riconoscere i drammi, le fatiche, le sofferenze legate a scelte soprattutto se dolorose ed estreme. È il passaggio di una lettera che il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha inviato a Don Angelo Visentin, parroco di Santa Bertilla e di Crea di Spinea, rientrante nella diocesi di Treviso, il luogo d'origine di Elena, la donna che alcuni giorni fa aveva scelto di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. Il messaggio di Tomasi sarà letto domenica prossima nel corso di ogni celebrazione. Il primo moto, prosegue il vescovo, è quello della preghiera per tutte le persone coinvolte, per quanti stanno ora soffrendo in un momento sicuramente impegnativo. C'è tanto cammino da percorrere insieme, ci sono tante risorse da impiegare, c'è tanto coraggio e coinvolgimento personale da osare e da condividere, conclude Tomasi. E cambiamo argomento. Sono state multate per atti contrari alla pubblica decenza 7 giovani donne appartenenti al movimento, non una di meno che lo scorso 23 luglio nel corso del Gay Pride erano salite sulla gradinata del Duomo di Treviso a seno nudo. È la decisione assunta dalla Questura sulla base del verbale redatto in quella circostanza dalla Digos. La sanzione è di 102 euro per ciascuna. Sulle modalità e sul tono della manifestazione aveva espresso il loro dissenso sia la diocesi di Treviso sia l'amministrazione comunale. Ed ora invece parliamo del tempo, perché continua l'ondata di caldo africano nella nostra regione. Domani bollino rosso a Verona e Venezia, ma nel fine settimana attesi i primi temporali ed un abbassamento delle temperature.
Ennesima giornata bollente di un'estate tra le più calde che la memoria possa ricordare. Temperature ben al di sopra della media. Tra i capoluoghi veneti, record a Treviso, dove si sono toccati, come indica il bollettino ARPAV, i 37,6 gradi, 37,4 a Vicenza e 36,3 a Verona. Domani potrebbe essere ancora peggio, con l'alta pressione subtropicale africana che farà salire ulteriormente la colonnina di mercurio. 16 le città italiane da bollino rosso per il caldo. In Veneto allerta 3 a Venezia e Verona, ma una tregua potrebbe arrivare nella serata di sabato con un sistema perturbato che interesserà la nostra regione. Porterà un peggioramento con delle precipitazioni e soprattutto un abbassamento forte delle temperature, quindi domani inizialmente cielo in prevalenza sereno, dal pomeriggio graduale peggioramento, dalla serata qualche precipitazione sparsa, un po' più diffusa dopo, con fenomeni anche temporaleschi. Temperature minime intorno ai 22-23 gradi, massima al di sotto dei 30 gradi nella giornata di domenica, quando ci sarà ancora un po' di instabilità destinata a lasciare però poi spazio ad un miglioramento e al ritorno del bel tempo. Un miglioramento che porterà poi una settimana, la prossima, all'insegna ancora del tempo stabile, ma con un tipo di tempo, ripeto, più piacevole, massime intorno ai 30-31 gradi. Ed è proprio il caldo che ha favorito la proliferazione della zanzara responsabile del virus West Nile. 70 i casi accertati finora in Veneto e proprio in queste ore la Regione, oltre alle linee guida per l'ULSS e i comuni, ha diramato anche i consigli alla popolazione per evitare il contagio. Nella prima tabella viene consigliato di indossare sempre abiti chiari con pantaloni lunghi e maniche lunghe dal tramonto all'alba. Nella seconda tabella la Regione consiglia l'uso di repellenti topici e di insetticidi elettrici. Nella terza tabella è consigliato l'uso di zanzariere porte e finestre da trattare con repellenti. E infine nella quarta tabella è consigliato l'utilizzo del condizionatore ad una temperatura leggermente inferiore di notte. Le zanzare infatti non amano il freddo. Il neoquestore De Bernardin è in visita oggi in Camera di Commercio. Ruolo fondamentale, dice il presidente Pozza, delle forze dell'ordine a tutela del mondo economico, soprattutto in un delicato momento come quello che stiamo attraversando. Il neoquestore di Treviso, Manuela De Bernardin, in visita in mattinata al presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, Mario Pozza. Quello economico è un fronte su cui nella Marca, come nel resto del Veneto, le forze dell'ordine sono chiamate ad avere un'attenzione particolare. Certamente Treviso ha un mondo economico vivace e rilevante, un po' come tutto il Veneto, e quindi è importante conoscere bene tutte le sfaccettature per organizzare dei servizi, per organizzare il nostro lavoro anche in funzione di questa peculiarità. Sappiamo che dove ci sono affari i tentativi delle infiltrazioni ci sono e i dati che noi mettiamo a disposizione delle forze dell'ordine servono proprio a prevenire, e quindi questo rapporto tra le istituzioni è fondamentale per dare sicurezza ai nostri imprenditori e alle nostre famiglie. Non a caso tra l'ente camerale e le forze dell'ordine c'è un continuo scambio di informazioni, fondamentale soprattutto in un periodo di forte crisi come questo. I segnali di rallentamento arrivati nel secondo semestre dell'anno dal comparto del manifatturiero sono indicativi di una ripresa già in frenata. Sono comunque dati positivi, però purtroppo la situazione è molto critica perché sappiamo quant'è il costo dell'energia, del gas, delle materie prime, le difficoltà, le tensioni internazionali che ci sono. Adesso si è aggiunta in queste ore la tensione tra la Cina e gli Stati Uniti per Taiwan. Ecco, tutto questo va a incidere in cosa? Negli investimenti. Poi mettiamoci la crisi anche di governo e questo ovviamente si ripercuote nei consumi e nelle strategie. Pozza condivide l'allarme lanciato dal presidente degli industriali di Treviso e Padova, Leopoldo Destro, secondo cui la crescita rischia di non durare a lungo. Le risposte, dice, devono arrivare dalla politica. Io mi auguro che sia una campagna elettorale non solo di promesse, che poi nella maggior parte dei casi non vengono mantenute, ma di serietà. Abbiamo un PNR che è in fase d'avvio, abbiamo queste difficoltà delle materie prime, energia e quant'altro, la siccità, altro problema drammatico. Bisogna che la politica sia almeno una volta tanto vicina alle esigenze proprio delle imprese, del paese e dei cittadini.
E continuiamo proprio con la politica, perché è sempre più turbolenta la situazione nella coalizione che il PD vuole creare per contrastare il centrodestra. Attacchi incrociati tra Azione e il duo Sinistra Italiana Europa Verde. Attacchi e contrattacchi, gli stracci volano via Twitter, in mezzo ci sono Enrico Letta e un PD che vedono la coalizione anti-centrodestra già frantumarsi. Ore febbrili e ribaltamenti di fronte, perché dopo l'accordo con Azione in queste ore sembrava esserci una concreta possibilità che il duo Sinistra Italiana Europa Verde potesse essere della partita, ma Calenda ha fatto tremare il tavolo, definendoli partiti zattera e dicendo chiaramente non c'è posto per loro nella coalizione. Galeotte furono le dichiarazioni del leader di Sinistra Italiana Fratoianni. L'agenda Draghi non esiste, povero Calenda deve correre in cartoleria a comprarsene un'altra. Il risultato, sia Azione che Sinistra e Verdi chiedono una presa di posizione del PD sulle rispettive dichiarazioni. Dal coordinatore dei sindaci del PD, Matteo Ricci, un primo chiarimento. Pragmatismo e stop polemiche, scrive. Stiamo facendo una coalizione elettorale a causa di un pessimo Rosatellum. Gli accordi sono bilaterali tra Partito Democratico Azione e Partito Democratico Sinistra. Il segretario del PD, Enrico Letta, lavora per rendere gli accordi compatibili, ma nessuno ha mai pensato di fare un accordo Calenda-Fratoianni. Intanto in Veneto i Verdi cercano di restare ottimisti, pur ribadendo le posizioni. Abbiamo l'alleanza con Sinistra Italiana, abbiamo un progetto chiaro che qualche punto in comune, penso al salario minimo, ce l'ha anche in comune, però francamente io non l'ho visto nell'agenda Draghi il salario minimo, io non ho visto dei passi avanti e dei sindacati che sono usciti dall'incontro con Draghi soddisfatti. Io non ho visto la preoccupazione per l'autunno che abbiamo, no? Per cui io cosa succede non lo so. Ho piena fiducia ovviamente negli accordi che faranno a Roma. Perché? Perché il nostro partito in maniera democratica, Europa Verde, ha già fatto un consiglio federale, ha dato degli indirizzi e questi indirizzi verranno rispettati. Ma di fronte all'appello di Franceschini, fermatevi, la reazione è questa. Non ho capito perché dovrebbero fermarsi Bonelli e Fratoianni, perché stanno cercando di fare chiarezza per una coalizione che davvero sia un argine alla destra sovranista. Per cui non ho capito, si chiede chiarezza e gli si dice no, l'accordo è già stato fatto. Nel frattempo i renziani di Italia Viva ribadiscono la delusione per la mancata occasione della formazione di un vero terzo polo. Io credo che l'elettore quindi si trovi da un lato chi ha fatto cadere il governo Draghi, dall'altro una coalizione che nel caso dovesse vincere non sarà in grado di mettersi d'accordo su uno dei punti urgenti per il Paese. Io credo che purtroppo man mano che si confonde la situazione degli altri partiti, la situazione di Italia Viva sia piuttosto chiara. Dispiace davvero che Calenda abbia perso questa occasione. Italia Viva che rivendica il suo progetto definendo per bocca di Renzi teatrino il gioco delle alleanze di queste ore. Se il Partito Democratico avesse voluto costruire un fronte unitario contro la Meloni, avrebbe dovuto per esempio tenere dentro anche il Movimento 5 Stelle di Conte. Quindi il fronte non esiste perché già c'è il Movimento 5 Stelle che corre da solo. Con il decreto aiuti bis stanziati aiuti per 17 miliardi di euro a famiglie e aziende, ma sottratti a 630 milioni a fondi destinati all'assegno unico che verranno deviati verso altre finalità sociali. Di tradimento e brutta caduta parla il presidente del Forum Associazione Familiari del Veneto, Adriano Bordignon. Questa misura strutturale, innovativa per il nostro Paese e che dava speranza alle famiglie, oggi trova un punto d'arresto, anzi un passo indietro. 630 milioni, derivati dal limitato numero di domande rispetto alle previsioni, sottratti agli stanziamenti destinati all'assegno unico. Il provvedimento intrapreso in queste ore dal governo Draghi delude le famiglie e le realtà associative che hanno fortemente voluto questa misura a sostegno della genitorialità. Queste risorse potevano essere impiegate per ampliare la base di soggetti che lo potevano richiedere, per ridurre l'impatto del valore patrimoniale sull'ISEE, oppure per aiutare le famiglie con maggiori difficoltà, oppure ancora per sostenere quella che era la cosiddetta clausola di salvaguardia. Vengono distolte da questa misura strutturale e mettono le famiglie di nuovo di fronte a un'incertezza. Importo che sarà impiegato comunque ai fini sociali, ma per Bordignon andava dato un segnale più forte di sostegno alle famiglie. La famiglia
famiglia è la spina dorsale del paese. Tutte le politiche del paese impattano sulle famiglie, non esiste una politica neutra, si parli di lavoro, di urbanistica, di materie prime, di risorse energetiche. Le famiglie però hanno bisogno di un riconoscimento, hanno bisogno di risorse specifiche e proprie destinate a loro, perché noi sappiamo che tutte le risorse che sono state messe in campo in questi 2 anni di pandemia, 2 anni e mezzo, non sono mai state commisurate alle esigenze, al numero delle famiglie. Che uno fosse un single o che avesse 2, 3, 5 figli, questo era indifferente agli occhi dello Stato. Bordignon chiede al governo di ripensarci e anzi di prevedere per il futuro un potenziamento e una semplificazione della misura dell'assegno unico. L'aspettativa innanzitutto è che si faccia un passo indietro su questo punto, poi che si proceda a una semplificazione di questo strumento, di questa misura, eliminando l'ISEE. La risorsa di assegno unico deve essere data per ogni figlio indipendentemente dal reddito della famiglia. Poi la famiglia pagherà le tasse in base alla propria capacità contributiva. Ogni figlio ha la stessa dignità di fronte alla società e di fronte allo Stato. Ed ora parliamo del Prosecco. Eliminare la dicitura superiore dal Prosecco di OCG lo chiede nuovamente il consorzio del DOC, trovando però dall'altra parte le porte chiuse. Intanto continua a crescere l'interesse anche all'estero per le colline del Conegliano Valdobbiadene. Ha cercato una sponda nell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene un paio di giorni fa il direttore del consorzio del Prosecco DOC, Luca Giavi, tornato alla carica con la proposta di eliminare dal prodotto la dicitura superiore. Lo conferma la presidente stessa dell'associazione, Marina Montedoro, intervenuta a Palazzo Rinaldi alla presentazione degli eventi che si svolgeranno nell'area in autunno. Ho avuto modo di parlare anche col direttore del consorzio che mi ha proprio chiamata su questo e quindi vediamo cosa succederà con l'autunno. Come avevo già detto, credo che il buonsenso ci debba portare a essere uniti per cercare di valorizzare il nostro territorio e il prodotto che ne deriva, che è appunto il Prosecco, si tratti di DOC, di OCG, ASOL, eccetera, e quindi dobbiamo cercare di fare forza insieme, non di crearci difficoltà. Montedoro rimane dunque ferma nel conservare una distinzione tra DOC e di OCG, senza però che questo crei fratture e tensioni nel mondo del Prosecco, che vive quest'estate sulle colline patrimonio dell'UNESCO un vero e proprio boom di visitatori, una crescita che va di pari passo con l'interesse manifestato da capitali stranieri in quell'area, non rispetto ai terreni ma a casolari e strutture ricettive. E riparte anche il progetto di un nuovo albergo in centro a Pieve di Soligo. Tutte le zone che poi diventano patrimonio d'umanità hanno un'attrattività internazionale incredibile e quindi ci sarà sempre di più questo meccanismo attrattivo che porterà capitali internazionali all'interno delle colline. Non si rischia una svendita delle colline? No, casomai è il contrario, deve essere un maggior valore proprio perché siamo diventati patrimonio d'umanità, oggi si coltiva in un patrimonio d'umanità e quella è la differenza che una persona percepisce quando arriva a trovarci dall'estero. Sa che questo territorio è patrimonio d'umanità, vede la fatica che fanno i nostri agricoltori perché i turisti proprio quello vogliono vedere questa meraviglia. Potrebbe arrivare a fine novembre la decisione del Tribunale delle Acque sulla realizzazione delle casse di espansione sulle Gravi di Ciano a Crocetta del Montello e il Comune, per condurre questa battaglia contro l'opera, annuncia la creazione di un comitato scientifico. La prossima udienza è fissata il 22 di novembre, è stata ulteriormente posticipata perché c'è stata la fusione dei 2 ricorsi, quello contro la DGL regionale e quello in risposta all'autorità di bacino. Slitta ulteriormente la decisione del Tribunale delle Acque di Roma, chiamato ad esprimersi sulla realizzazione delle casse di espansione alle Grave di Ciano, una vicenda che vede da una parte la regione che aveva dato via libera alla progettazione e dall'altra i comuni dell'area del Montello con in testa Crocetta direttamente interessato dall'opera. Una battaglia per salvaguardare un importante bacino per la biodiversità di tutta la regione. È sicuramente una bella soddisfazione riuscire a capire che siamo sopra un portafoglio di biodiversità. Ha una rilevanza molto importante a livello regionale e soprattutto per la pianura veneta, che ne ha bisogno sia per un aspetto di discorso di corridoio ecologico, perché è l'unico corridoio ecologico presente in Veneto che colleghi la zona ricca di biodiversità, che è la zona montana, con la zona povera e fortemente antropizzata, che è la pianura veneta padana. Il timore è che la realizzazione delle casse di espansione porti alla scomparsa di questo patrimonio.
Significa andare a costruire, a muovere, a movimentare terra in un territorio che invece è un fragile equilibrio e che riesce ad essere tale solo nella sua quiete. L'alternativa potrebbe arrivare da quelle che sono le direttive europee attuate già da altre regioni italiane. Direttive europee, ma anche esperienze concrete nel Trentino, nel Friuli, hanno dimostrato che ai fiumi può essere dato il loro giusto spazio. Ecco, quello che noi non riusciamo a comprendere è perché di fronte a un problema esistente, vero, che è nel Basso Piave, si debba intervenire quasi esclusivamente presso le Grave di Ciano. Per essere supportato dal punto di vista tecnico, il Comune di Crocetta ha avviato l'iter per la creazione di un comitato scientifico che avrà sede nel Museo Civico e sarà composto da professionisti di diverse discipline come ingegneri idraulici e geologi. Il loro lavoro sarà quello di simulare possibili scenari e valutare eventuali criticità e ricadute economiche, ambientali e sull'ecosistema di progetti che interessano le Grave di Ciano. Avere delle professionalità che ci indicano quali possono essere i pericoli e le conseguenze è una cosa assolutamente importante. Tra le iniziative per sensibilizzare sull'importanza della salvaguardia del Piave e della sua biodiversità a partire dalle Grave di Ciano sono stati realizzati una canzone e un video dedicati al fiume sacro. Acqua chiara che nasce, acqua viva che cresce, fra il monte e le pianesse che sta terra caressa. I suoni, i paesaggi, ma anche i volti del fiume sacro, immagini accompagnate dalle note e dalle parole della canzone dei Dostoevskij, Piave Piave, che dà il titolo anche al video. 4 minuti e mezzo che portano lo spettatore a vivere la bellezza del Piave lungo tutto il suo corso, uno sguardo che vuole spostare l'attenzione dalle Grave di Ciano al fiume nella sua interezza, con un unico obiettivo: risvegliare le coscienze sull'importanza della salvaguardia del corso d'acqua e della sua biodiversità. Quando ho sentito la canzone ho subito pensato che per freschezza e potenza e forza per il testo che conteneva potesse diventare una sorta di inno per la tutela del nostro fiume. La canzone e il video specialmente vuole essere un risveglio delle coscienze, un invito a muoversi tutti insieme per trovare una soluzione comune. Un video accompagnato da una canzone che vuole essere un inno, un'invocazione al fiume, quasi come fosse una divinità, e così non viene mai nominato come il Piave o la Piave, ma semplicemente Piave. Il Piave ha contribuito a fondare Venezia, alle palificazioni, veniva giù Legname con le zattere, col cemento abbiamo costruito infrastrutture e strade, adesso soffre, è in difficoltà, è sotto gli occhi di tutti, e forse è il momento di fare un passo indietro, ascoltare un attimo il fiume, questo Piave senza articolo divino, questa divinità da risvegliare. Video e canzone sono una delle iniziative che il Comune di Crocetta sta portando avanti per promuovere e tutelare l'ecosistema del fiume. Con questo obiettivo nasce anche la Kermesse, in programma il 25 settembre alle Grave di Ciano, con una passeggiata turistica per conoscere meglio l'area e poi la proiezione del video Piave Piave. Ed ora torniamo invece al 2020, perché tra il 4 e il 9 dicembre una devastante ondata di maltempo colpì in Veneto le province di Belluno, Treviso, Padova e Vicenza, provocando danni per oltre 300 milioni di euro. Dal governo è arrivato un ulteriore stanziamento di fondi. La soddisfazione della regione e dell'assessore regionale all'ambiente e al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottaccin. Una buona notizia è arrivata dal governo, perché tra gli ultimi atti appunto del governo uscente hanno stanziato altri 31 milioni per gli eventi alluvionali che hanno interessato la regione del Veneto, in modo particolare penso alla zona dell'Alpago, ma non solo, nel periodo tra il 4 e il 9 dicembre 2020. Sono 31 milioni che serviranno per ulteriori interventi di cui necessitano quelle aree, visto e considerato che i danni che ci sono stati abbastanza rilevanti.
anche se è giusto ricordare che abbiamo sì avuto danni, però è stato un evento che è stato peggiore dal punto di vista delle precipitazioni rispetto all'alluvione del 66, quando in Veneto ci furono 100 morti. Questo anche grazie alle opere di difesa del suolo che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni. Per cui un ringraziamento al governo, al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e a tutti quanti hanno consentito questo stanziamento di 31 milioni di euro. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. E proprio l'assessore regionale Giampaolo Bottaccini, che avete sentito prima, è in contatto in questi minuti con l'assessore alla protezione civile di Cortina d'Ampezzo per una frana che in località Podestagno ha interessato nel pomeriggio la statale 51 a Lemagna, invasa da detriti e completamente bloccata. Lo smottamento è stato causato dal maltempo che ha interessato la zona. Sul posto ci sono gli uomini della protezione civile Anacadore. Aggiornamenti sulla situazione ovviamente nel corso delle nostre prossime edizioni dei telegiornali. E saranno celebrati domani alle 15 nella chiesa di Fortogna i funerali del piccolo Nicolò Feltrin, il bimbo di 2 anni morto giovedì scorso in seguito ad una intossicazione che i primi accertamenti svolti dall'anatomopatologo Cirnelli collegherebbero alla sospetta assunzione di stupefacenti. L'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta per il funerale di Nicolò Feltrin, il bimbo di soli 2 anni morto giovedì scorso all'ospedale di Pieve di Cadore per una sospetta intossicazione causata da sostanza stupefacente. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa di Fortogna a Longarone, poco distante da Codissago, dove si è consumata la tragedia. Sarà una comunità sgomenta e incredula a partecipare commossa alle esequie del bambino, ricordato per quel suo sorriso stampato in faccia in mezzo a 2 occhi brillanti. Un dolore cupo e ancora inspiegabile, anche se gli accertamenti disposti dalla magistratura bellunese sul corpicino hanno evidenziato una realtà sconvolgente. Il piccolo potrebbe avere ingerito qualcosa o al parco Sidney di Codissago o nell'abitazione di famiglia, poco distante da quel luogo di spensieratezza che aveva frequentato poche ore prima con il papà Davide, unico iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e omessa vigilanza. La morte di Nicolò è sopraggiunta all'ospedale di Pieve di Cadore dopo che i sanitari avevano messo in atto le necessarie manovre rianimatorie unite alla somministrazione di un farmaco, il Naxolone, che inverte l'effetto di altri narcotici, ma tutto è stato purtroppo vano. L'anatomopatologo Cirnelli fornirà l'esito dell'autopsia entro i prossimi 90 giorni. Nel frattempo sono stati eseguiti gli esami tossicologici che diranno con certezza cosa abbia strappato alla vita il piccolo e se vi sia un nesso di casualità fra la condotta del padre e le conseguenze di una disgrazia dai contorni ancora oscuri. Stamani a un mese dalla tragedia della Marmolada, prima in comune a Canazei, poi a Passo Fedaia, sono state commemorate le vittime di quel triste evento e sono stati ringraziati i soccorritori che hanno messo da subito a disposizione la loro grande professionalità, rivelatasi indispensabile per limitare il numero dei morti. A rappresentare lo Stato il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, mentre per il Veneto c'era l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin. Sul tema della sicurezza Curcio ha detto che è allo studio un sistema per il monitoraggio dell'ambiente alpino. Noi puntiamo a ragionare sull'omogeneità, al momento non possiamo dire sì ad un sistema a semaforo perché l'informazione scientifica ci aiuta fino ad un certo punto. È un sistema che ci richiederà del tempo, ma l'elemento essenziale rimane la consapevolezza del rischio, ha detto Curcio. In occasione della commemorazione delle 11 vittime del 3 luglio scorso, la Giunta provinciale di Trento ha scelto Canazei per svolgere i propri lavori settimanali, al termine dei quali la delegazione si è trasferita al Passo Fedaia per la benedizione dei luoghi. E folla per l'ultimo saluto al dottor Giambattista Arrigoni, morto nelle prime ore di martedì scorso in seguito alla caduta di un fulmine che ha colpito la centralina elettrica della sua abitazione a Salce, saturandola di fumo.
Belluno riservato con partecipazione e commozione l'ultimo saluto al dottor Giambattista Arrigoni, morto nelle prime ore di martedì scorso mentre sulla città infuriava un violento temporale. Un fulmine ha colpito la sua casa in via Salce, nella prima periferia del capoluogo, infilandosi nella centralina elettrica che si è incendiata. Il fumo denso ha investito Arrigoni, 93 anni, che è morto per asfissia. Grave la moglie Paola, 92 anni, trattenuta nella camera iperbarica dell'ospedale di Mestre. Funerale in diretta nei canali YouTube del Rotary di Belluno, del quale Arrigoni è stato presidente e sostenitore per decenni, e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Il parroco di Salce all'omelia ha ricordato il dottor Arrigoni, ex vice sindaco di Belluno e consigliere provinciale rispettivamente negli anni 90 e 80, come un uomo che ha fatto della carità nascosta e silenziosa la sua cifra stilistica. Giambattista Arrigoni, stimato dentista, era un grande benefattore, conosciuto per il suo smisurato impegno nel sociale e nel volontariato. Il Comitato d'Intesa, l'Associazione Cucchini, l'Hospice Casa Tua 2, l'Ospedale Missionario di Wamba in Kenya, il Rotary Club e solo alcuni degli esempi dell'impegno in prima fila di Arrigoni per decenni. Insignito del premio San Martino nel 2004, Arrigoni è stato una figura di riferimento per Belluno, un pezzo importante della storia del volontariato. Commosso il ricordo dei nipoti. Te ne sei levato in punta di piedi lasciando una porta socchiusa, un tonfo al cuore indescrivibile, il vuoto intorno a noi. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare e diventare meno fortunati di noi. Hai lavorato instancabilmente e onestamente tutta la tua vita insegnando a tutti noi il valore del sacrificio del lavoro. Sei stato il miglior nonno che potessimo desiderare. Ti vogliamo ricordare, seduto sorridente, il tuo portico di casa, di fianco alla nonna e alla Lea, ad ammirare il nostro protocollo in attesa della visita di uno di noi per seguire gli aggiornamenti delle nostre vite. Grazie, tuoi nipoti. Al termine del rito funebre, la salma è stata tumulata in forma privata. Belluno totalmente al buio, non più dalle 2 alle 4 di tutte le notti, ma dalle 2:30 alle 5 per attuare una politica di risparmio energetico a partire dall'illuminazione pubblica. Sul solco della sperimentazione attuata dall'amministrazione Massaro, Palazzo Rosso è pronto ad emanare un'ordinanza che prevederà lo spegnimento di tutti i 6.400 punti luci della città almeno fino al prossimo 15 settembre. I cittadini che nei giorni scorsi avevano segnalato che il buio totale influisce sulla percezione di sicurezza e sulla incolumità personale sono avvisati. Sono misure necessarie, occorre stringere le cinghie, commenta il sindaco Oscar De Pellegrin. Nel frattempo è allo studio anche la possibilità di spegnere l'illuminazione sia diurna che notturna nelle gallerie Maraga e Belluno, che al momento costano all'anno 100.000 euro, cifra che il comune vorrebbe cercare di abbattere. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica meno salda sul nostro territorio. L'anticiclone si indebolisce lasciando passare una perturbazione. Clima caldo, ma la calura tenderà a smorzarsi nei prossimi giorni. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 6 agosto ci mostra un tempo spiccatamente instabile. Inizialmente sarà sereno o poco nuvoloso. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e successivamente avremo anche alcune piogge, dapprima sui rilievi, poi saranno possibili un po' ovunque. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 31 e i 36 gradi, ma via via in calo. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato in mattinata. A seguire locali rovesci o temporali un po' ovunque, anche qualche temporale forte. Soffierà bora moderata sulla costa. Temperature minime sui 23 e 27 gradi, massime intorno ai 34-36 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, sarà variabile e parzialmente soleggiato al mattino, rovesci e temporali al pomeriggio e in serata, localmente anche intensi.
Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.